Ciao a tutti gli amici di mattoscacco.com. Oggi vediamo un'altra trappola in apertura, ma soprattutto come il bianco riesce a battere questa trappola proposta dal nero. Come un po' tutte le trappole si tratta di situazioni e posizioni che puoi vedere diciamo a bassi livelli o nei tornei amichevoli o nelle partite lampo su internet. Sicuramente già in un torneo semilampo ho ragionato, queste cose spariscono perché chiaramente hanno all'interno delle falle. Stiamo parlando della difesa Owen dopo E4 B6, una difesa che è di tutto rispetto perché può portare a situazioni molto interessanti. Qui il bianco chiaramente controlla il centro e il nero fianchetta l'alfiere puntando subito su E4. Ora le difese che vengono in mente sono cavallo C3, però il problema di cavallo C3 è che poi rimane immobilizzato il pedone in C2, quindi alfiere D3, così si sviluppa anche l'alfiere per l'arrocco, insomma, e si velocizza il tutto. Ed è proprio qui che il nero mette in gioco la sua trappola. Ora, qui ci sarebbero continuazioni più solide, ma la trappola si basa proprio su F5, cioè andare a sacrificare questo pedone. Se il bianco accetta il cambio, l'alfiere nero va in G2 e alla prossima si prende anche la torre. Quindi apparentemente questo è un gambetto da non accettare, ma ti faccio vedere ora come accettando questo gambetto si riesce a vincere in pochissime mosse la partita. Quindi gambetto accettato, alfiere per G2, noi facciamo finta di nulla, possiamo anche perdere la torre. Donna in H5, scacco, chiaramente l'unica difesa attualmente è G6, pedone per G6, cavallo in C6, ora c'è sotto la donna, attenzione che c'è sotto la donna, non possiamo fare uno scacco di scoperta perché comunque poi la donna viene persa. Attenzione alla continuazione, pedone per H7, cavallo per H5, abbiamo perso la donna, guardate questo elegante scacco matto con doppio in G6. Il re non ha via d'uscita, c'è anche un altro pezzo sotto e nonostante abbiamo perso la donna e probabilmente anche la torre se la partita potesse andare avanti, il bianco è uscito vincitore da questo gambetto.